Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati nella pagina informativa per quanto riguarda friulitv.net, edizione giorno. Incidente stradale questa mattina verso le 8:30 lungo la variante della strada regionale 305 a Mariano del Friuli in provincia di Gorizia. Per causa in corso di accertamento, due auto si sono scontrate tra loro. Uno dei due occupanti è stato trasferito in ospedale a Udine con l'eliambulanza, dove si trova tuttora ricoverato, grave ma fuori pericolo di vita, mentre l'altra persona è stata ricoverata a Catinara, qui è giunta a bordo dell'ambulanza del 118. Sul luogo del sinistro i carabinieri della stazione di Romance di Sonzo per i rilievi di legge, i vigili del fuoco giunti da Gorizia e sanitari, come detto, a bordo dell'ambulanza da Gorizia insieme all'elicottero del 118 fatto decollare dall'aerobase di Campoformido. Ora cambiamo argomento, ci trasferiamo a San Vito al tagliamento per dire che, un attimo di pazienza, eccoci qua, è stato inaugurato l'ampliamento della Lane Experience Factory, centro di eccellenza per la formazione professionale nel Lane Management, gestione di processi aziendali e della trasformazione digitale realizzato nel 2011 per iniziativa dei soci fondatori Confindustria Alto Adriatico, McKinsey e le altre istituzioni. L'EF diventa il più integrato Digital Innovation Hub al mondo per il sistema industriale. Presenti il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il presidente di Confindustria Alto Adriatico e di LEF Michelangelo Agrusti. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi invece ha inviato un video messaggio. Andiamo a Gorizia per le celebrazioni della Grande Guerra al Sacrario di Oslavia in ricordo della battaglia del Podgora. Era il 19 luglio del 1915. Da poche settimane l'Italia aveva dichiarato guerra all'Austria-Ungheria, entrando in gioco nel risico della Grande Guerra. Il fatto d'arme si consumò sopra Gorizia, una delle pagine più sanguinose di quel conflitto mondiale. Gorizia sarà liberata una prima volta soltanto un anno dopo. E adesso andiamo ad Orsaria e poi, anzi, una notizia di cronaca, scusate che ci ho appena aggiunta adesso in redazione, vedete la telefoto. Nella mattinata di ieri, a Tricesimo, i carabinieri della locale stazione e gli artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Udine sono intervenuti presso un'abitazione abbandonata in via Matteotti, dove poco prima una pensionata aveva rinvenuto nel giardino dell'abitazione di proprietà disabitata da diversi anni una granata da mortaio modello Brixia 45 mm, in pessimo stato di conservazione e risalente al secondo conflitto mondiale. Vista la pericolosità e la collocazione del residuato, l'ordigno è stato rimosso ed è stato fatto brillare in un'area idonea. E come detto adesso andiamo a chiudere con una notizia così di colore per quanto riguarda Premariaco. Ringraziamo il sindaco De Sabata che ci ha inviato la foto, perché da questa mattina è tornato nella sua posizione storica l'orso di Orsaria dopo il periodo di sistemazione, diciamo così, di riqualificazione. Da questa mattina gli abitanti di Orsaria potranno riammirare, non solo loro chiaramente, il simbolo della frazione di Premariaco. Ripetiamo, dal centro dell'Agorà, della piazza di Orsaria, è tornato a risplendere in tutto il suo splendore, scusate il gioco di parole, il mitico orso che è il simbolo storico della frazione di Premariaco. E con questa notizia di colore chiudiamo qui questa pagina informativa. Chiaramente tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e buon pomeriggio a tutti.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.